light so near, seems the only lady sweet. Gentle branch she leaned upon, with a sigh I remember long. Morning's whisper, she's already gone. In my heart she left a song. Sweet words that take my dreams away, flow with her gentle sway, in the streams where lovers lay, soft and pure at break of day. Her eyes met mine like silver dew. In that moment skies turned blue. She's the one I always knew, through the waters past the dew. Sweet words that take my dreams away, flow with her. Tutti. Oggi siamo davanti alla chiesetta di San Martino, vicino a Vignui, che è una località vicina a Feltre, e partiamo da qui per andare a vedere il pian dei violini. Se volete venire a vedere con noi la chiesetta, dunque l'impianto è trecentesco, ma in realtà questa parte qui è stata costruita nel XVI secolo, appartiene alla famiglia Bellati ed è dedicata a San Martino. Tra l'altro ce n'è un'altra di chiesa dedicata a San Martino qui a Feltre, che però è in centro città. Dovrebbero esserci degli affreschi, ma naturalmente la chiesa è chiusa e non è possibile visitarla. Con una bella cappella. Una bella cappella. Sì. Va bene, dai. Allora, dedicata a San Martino, come narra la leggenda, San Martino ha diviso a metà il suo mantello per coprire un povero, perché pioveva, e il Signore ha fatto venire fuori il sole per ricompensarlo della sua generosità. Infatti oggi era nuvolo, sta venendo fuori il sole. Esatto. Ci sta graziando. Ci sta graziando. Guarda, hanno messo anche delle belle statue in legno che non c'erano l'ultima volta che siamo venuti. Hanno messo una col violino anche, vedi? Sì, vedi che c'è il pian dei violini. Sì. Eccolo. Eccolo qua. Ma e questo sarà San Martino. Sì, c'è un'aria un po' sofferente, poverino. Ma una volta erano tutti sofferenti. E quello là è il cavallo di San Martino. Sì, e quello è il cavallo di San Martino. Perché lui era un cavaliere, esatto. No? E tutto torna adesso, giusto? Perfetto. Dai, partiamo. Partiamo. Questa è un innesto di una calchera diroccata, però ne vedremo. E le calcare facevano il carbone, vero? Sì. Infilavano dal lato. Esatto. Poi davano fuoco lento. Lo chiudevano sopra. In modo che si formasse il carbone. Veniva l'effetto pentola a pressione, diciamo. Sì. Effetto. Cioè non c'era il fuoco, ma era col calore. Sì, andava. Calore passivo, praticamente. Ok. Allora il ponte non superatelo, ma tenete sulla vostra sinistra e si prosegue sempre dritti per di qua. Sì, rifugio dal piazza. E noi andiamo fino al pian dei violini. Esatto. E noi per di qua, dove c'è il divieto, perché volendo qui si può parcheggiare, si lascia qui la macchina, noi l'abbiamo fatta a piedi, però volendo si arriva fino qui e da qui si prosegue a piedi. Adesso noi dovremo continuare sull'812. Sì, per di qua. Il pian dei violini. E via. E siamo arrivati alla calchera, che è stata restaurata nel 2001, come si vede dalla targa. Adesso andiamo ad andare a vedere. Che bella che è, ragazzi. Dove si dovrebbe vedere l'apertura laterale dove infilavano dentro la legna. Sì. C'è? Si vede? Si vede, ma bene anche. Che bella che è. Ma vedi qua avevano. Vedi, sono cose che bisogna recuperare, queste qui. Perché
le aperture laterali. fanno parte delle cose dei nostri avi, Sai, bisogna recuperare. la povertà. Sì, proprio così. Allora, siamo a un bivio e dobbiamo andare a sinistra seguendo l'812. Sì, qui adesso ci sono delle indicazioni che vediamo. Noi a sinistra, giusto? Sì, vedi, piano Sì. dei violini, 812. Sì. E qui siamo al terzo ponte, anzi al secondo ponte con precisione. Che belli, sempre col legno in arice che durano una vita. Oh, che bello! Di qua si va su dal rifugio dal piazza anche. Tagliando per di qua. Ci vogliono 3 ore e mezza però. Sì, vabbè, dai, insomma. Perché vedi, deve essere dietro. E dietro là è dal piazza. E ci stiamo avvicinando. Guarda che meraviglia! Bello, Proprio vedi un'acqua pura, fresca. L'acqua è sempre, trasmette un'energia, giusto? Sì. Una cosa di positivo. Ecco, questa è acqua che viene recuperata perché è un fenomeno di carsismo che risale in superficie in questo punto dove la roccia diventa impermeabile e ci sono vari affluenti di questo torrente che è lo Stien. Come si chiama? Lo Stien, Stien. sì. Adesso siamo verso il pian dei violini. Sì, è super di qua. Però qua c'è una deviazione per il giro dei 3 ponti, ma noi prendiamo il sentiero, vedete Esatto. qua c'è Sì. l'indicazione E super di prendiamo- qua noi. e restiamo sull'812 E andiamo in cerca dei violini, del pian dei violini. pian di violini. Ed ecco qua, siamo arrivati al pian dei violini. Adesso vediamo i violini dove sono. Sembra tutto secco. Sì, mi dà che a me l'impressione che sia tutto secco. Vediamo. Bello che è sto posto. Bellissimo. Però tira un po', Tira un po'. Ecco in mezzo al bosco. Peccato che ormai è a terra. Eccoci, il pian dei violini è stato denominato così perché ci sono delle cascatelle d'acqua, ognuna con il suo suono, con il suo rumore, che formano una melodia. In realtà in questo periodo è tutto ghiacciato, quindi noi siamo arrivati al pian dei violini, poi siamo saliti su per l'816, Che porta il rifugio dal piazza. esatto, che porta su dal piazza, solo che adesso si tratta di arrivare su al rifugio, sono altre 3 ore di cammino e sta cominciando a nevischiare, Sì, esatto. quindi noi torniamo giù. Via. Dai. Eccole qui le sorgenti. Che belle che sono. Queste sono le sorgenti, praticamente, Guarda che bello. che sono favolose, Eh sì, ma non dell'altro torrente Sì. dello Stien, di uno degli affluenti. Sì, certo. No? Cioè, gli ha messo anche un dinosauro. Guarda. Cioè, veramente, pazzesco. È il piedino. Piedino gli ha messo. Occhio, guarda! Dai, qua c'è una papera. E l'anocchio. E questo è il cerbiato. Che bello che è. Bravi chi li ha messi. Complimenti. Beh, la prossima volta che veniamo su ne portiamo anche noi uno. Sì. Vediamo se ce ne sono altri.
Bravi. Allora, la papera, la rana, il cerbiato, il dinosauro, basta? Basta. Finita così? Sì, vieni. È una casella questa. Eh? Bella che è. No, ma penso che sia una casera di quelle di emergenza. Presumo. Adesso vediamo. Qui c'è la chiave, quindi cos'è? Casere Lombaldi, Lombaldi. Vediamo, molto carina, eh? bellissima, eh. Ci devono essere private però queste. Ma sì, Sì, dai. guarda, hanno anche già messo Sì, il legno sul camminetto, bravi comunque, complimenti. molto bello. Eccoci, avete visto con noi abbiamo dei violini e anche qualche casera. Purtroppo non siamo riusciti a vedere le cascatelle perché è tutto ghiacciato in alto. Comunque il percorso lungo il torrente è molto bello, vale la pena. Seguite Sentiero 812, iscrivetevi al canale e lasciateci un like. Alla prossima, ciao! Ciao.